Conferenza stampa questo pomeriggio svoltasi presso la sala stampa dello Stadio Comunale, convocata dai dirigenti dell'Ocri per manifestare la loro amarezza, che deriva sia dai risultati negativi della squadra che dalla scarsa attenzione dimostrata dalla locale amministrazione comunale nei confronti del team che milita nel campionato di promozione. I due dirigenti, Fiato e Dettore, era assente il presidente Eugenio Minniti, hanno dichiarato che subito dopo il derby contro il Siderno previsto per il 29 novembre le chiavi dell'impianto sportivo saranno restituite al comune, dopo che, sbagliando per il troppo amore verso la squadra, l'11 agosto scorso la medesima società aveva assunto l'incarico di provvedere all'utilizzazione ordinaria, spendendo, ha dichiarato Dettore, bei quattrini a totale nostro carico per la ristrutturazione degli spogliatoi e dell'impianto di gioco. Dopo quella data, infatti, l'Ocri Calcio, se le cose continueranno a permanere nello stato attuale, si trasferirà forse nella vicina Ardore per la disputa al sabato delle gare di campionato. È chiaro che le proteste della società giungono per segnalare, hanno detto i dirigenti, il disinteresse che regna in questo momento all'Ocri anche da parte delle istituzioni politiche. Dal punto di vista tecnico non faranno più parte dell'organico i calciatori Longo, Alvaro, i fratelli Moscato, Papasidero e Catalano. Confermatissimi invece l'allenatore Salvatore Favasuli ed il suo vice Vincenzo Napoli, verso i quali Dettore ha nutrito parole di elogio. Una squadra di giovani che sicuramente sarà rinforzata dal 1° dicembre, che punterà ad una difficile ma possibile salvezza.